Marino Zorzato, vicepresidente Regione Veneto. La Grande Guerra, siamo qui per ricordare queste pagine che sono sia di valore ma anche spiacevoli per quanto riguarda il genere umano. Perché ricordare quindi? Ma credo che la memoria sia importante, soprattutto perché dopo 100 anni alcune generazioni non l'hanno sviluppata, quindi è importante. Siamo qua oggi in un posto che accoglie 5.000 vittime della prima guerra mondiale, quindi è un senso nel recupero di valori. Abbiamo iniziato presentando un film nella mostra del cinema di Venezia, Fango e Gloria, che in qualche modo ci rimette densamente in questi valori, però vorremmo fare di tutto questo sia un recupero di valori che un recupero anche di prospettiva economico attraverso il turismo. Abbiamo posti meravigliosi che hanno avuto la Grande Guerra come protagonista, vogliamo riscoprirli, renderli in qualche modo visibili e renderli fruibili. Se tutto questo sarà, uniremo due cose importanti: recupero di valori e recupero dei territori. Una piccola provocazione, mi permetta: il Papa a Re di Puglia e la politica si ricorda di quel memoriale? Ma sicuramente credo che questa nostra iniziativa vada in questa direzione. Il fatto che partiamo da qua oggi vuol dire che noi quello che vogliamo fare è, attorno al tema dei valori, costruire anche un progetto culturale che si rivolga sicuramente a chi ha memoria, ma soprattutto ai giovani che questa memoria, almeno per la Grande Guerra, possono averla persa.